I posti di lavoro che erano creati dalle grandi industrie di Porto Marghera si sono annullati. Che prezzo ha pagato il Comune di Venezia al pesante ridimensionamento della sua zona industriale? Dal 2002 al 2021, ad esempio, circa 30.000 mestrini hanno lasciato Mestre, un esodo impressionante, persino superiore a quello di Venezia, in un comune che tra Laguna e Terraferma è recentemente sceso complessivamente al di sotto della popolazione registrata quasi un secolo fa, poco dopo la fusione di Venezia, Murano, Burano, Pellestrina e Marghera, con Mestre, Favaro, Chirignago e Zelarino. Lo spopolamento di Mestre si nota di meno perché i mestrini sono stati sostituiti da cittadini stranieri. Al 2021, secondo l'anagrafe, circa 34.000. Ma perché dall'estero ci si trasferisce in una città che perde abitanti? E si dividono in due, diciamo, filoni, quelli che lavorano ai cantieri navali e quelli che lavorano invece nella grande industria del turismo che è a Venezia. E quindi non è di certo l'industria del turismo, non è di certo un'industria che sia che dia delle prospettive stabili, di stabilità per queste famiglie, e non solo per gli stranieri, ma anche per i nostri ragazzi che preferiscono andare fuori. Maria Laura Facini è presidente del Comitato Progetto Comune, una realtà molto attiva a Mestre. Alla vigilia delle ultime elezioni amministrative, per esempio, aveva redatto un dossier di decine di pagine raccolto sotto il titolo di Proposte per una stagione di cambiamento, sviluppato attraverso un'intensa attività di ascolto delle varie categorie che compongono il territorio. L'anno scorso invece un sondaggio su un campione di 1125 residenti riguardo la città che vorrebbero. Per una giovane coppia a Mestre, al di là del turismo e della pubblica amministrazione, le possibilità occupazionali sono risicate, dice, così come l'acquisto di una casa. Per quanto riguarda la casa, anche a Mestre, in terraferma, ma soprattutto in centro a Mestre, il costo degli appartamenti è veramente improponibile perché sono 4.000 euro al metro quadro e ci sono dei palazzi che stanno sorgendo molto belli, però fuori mercato per la maggior parte delle persone. Lavoro ce n'è veramente poco e quello che invece su cui bisognerebbe lavorare è proprio creare delle possibilità di lavoro per i giovani affinché possano restare qui, non solo per farsi una famiglia, ma anche per godere di questa città che si sta trasformando e che ha tutte le potenzialità per diventare quello che è la terza città del Veneto.